Sono quasi un ricordo le ricette rosse consegnate dal medico al paziente, sostituite dal promemoria cartaceo, quel foglio bianco che riporta di fatto solo il codice della prestazione da fornire. Il Veneto è la prima regione italiana per dematerializzazione e sta già sperimentando l'abbandono anche di questo promemoria cartaceo. Una strada che però presenta più di un problema, soprattutto perché necessiterebbe di una rete internet molto efficace e sempre attiva. Con il promemoria noi sappiamo sempre che cosa dobbiamo consegnare al nostro cittadino, al nostro paziente. E nel caso la farmacia sia non connessa in internet o con il sistema di SAR regionale, non sappiamo esattamente in quel momento cosa dobbiamo consegnare. Trattandosi di farmaci, quindi anche di cose importanti per la salute, non vorremmo trovarci in questa situazione. Già ora però il sistema delle ricette elettroniche, senza che l'utente finale quasi se ne accorga, sta producendo molti vantaggi. Permette innanzitutto di ridurre in maniera a zero possibili errori da parte del sistema distributivo e soprattutto anche di monitorare da parte dei competenti organi istituzionali e regionali l'aderenza alla terapia, l'uso dei farmaci e quant'altro. La digitalizzazione, dalle ricette alle analisi mediche alla consegna dei referti, produce però anche una sorta di allontanamento con il paziente e sorge la necessità di monitorare in molti casi che il paziente segua in maniera adeguata la terapia o si sottoponga a controlli periodici per aggiornarla, soprattutto in caso di terapie croniche. È possibile pensare a un monitoraggio, soprattutto in caso di malattie croniche, del fatto che il paziente segua la terapia? Certo, con Regione Veneto, che è molto lungimirante da questo punto di vista, penso a breve dovrebbe partire un progetto che permetterà appunto il coinvolgimento della farmacia nella gestione ottimale del paziente cronico. Questo perché appunto le farmacie, che sono distribuite capillarmente sul territorio, daranno una mano per verificare che il paziente sia aderente alla terapia prescritta dal proprio medico.